Ciao a tutti amici, vabbè adesso non c'è nessuno online, quindi mi toccherà parlare un po' vuoto, un po' a vanvera. Quindi adesso ho deciso di fare un bel live. Gli ultimi due video riguardavano... Ciao Gab Gab, gli ultimi due video... Ciao Ferdinando, gli ultimi due video riguardavano il pizza party, ho fatto un po' di impasti col pizza party, insomma mi sono un po' divertito. Quest'oggi bisognerà impastare. Ciao Fabio, bisognerà impastare per ben 14 persone, quindi non avendo un'impastatrice professionale. Ciao Andrea! Eh, grazie. Ciao Antonio. Insomma, per 14 pizze, 14 persone, quindi sarà un pochino dura perché non avendo un'impastatrice devo fare tutto a mano, quindi la forza delle braccia. Vediamo cosa ne esce fuori. Onestamente non so nemmeno se questa ciotola sia in grado di tenere 3 kg di impasto. Vedremo. Allora, vi dico un po' di che cosa si tratta come impasto, ce l'ho scritto qua perché sennò altrimenti non me lo sarei mai ricordato, quindi se confidate nella mia memoria state freschi. Allora, sul mio post-it ho scritto 2,69 kg di farina, in questo caso ho fatto un mix, una farina forte 30% più o meno e una farina normale, cioè fortissima al 30% tipo Caputo Rossa per intenderci, e poi una farina di forza media, quella da 12 grammi di proteine, invece per il 70%. Acqua 1 kg 345 grammi, quindi si tratta di più o meno un 65% di idratazione. Sale 67 grammi, sembrano tanti, ma in realtà l'impasto è bello grosso. Olio 19 grammi e non ci rinuncio, e io sto continuando a usare l'olio di semi. Oddio, lo vedete al contrario, comunque voi vedete in realtà iOS, ma è soia. E lievito, ecco qui. Allora, visto che è un impasto da 24 ore, in realtà, date queste quantità di farina e di acqua, mi viene consigliato circa 92 grammi di lievito madre o 0,92 grammi di lievito fresco. Io sto provando in realtà a ridurre sempre di più il lievito dalle ricette tradizionali per cercare di arrivare proprio a quella soglia dove metti proprio il giusto che serve. Perché ovviamente quando si fa un impasto di 24 ore e si mette il lievito giusto, diciamo, se non si utilizzano delle farine decenti, se il mix non è buono, dopo la 24esima ora diciamo la forza comincia un po' a scemare e quindi diventano un po' più deboli, quindi si strappano maggiormente. Quindi sto cercando di sostanzialmente provare due trucchi. Il primo è 24 ore, ok? Però se per dire devo fare cena alle 8, in realtà è impasto per dire alle 7 e mezza, alle 7 e poi finisco per le 8 di impastare. In pratica faccio sì che le 24 ore siano 26, in modo tale che ho sempre un range di 2 ore, perché in realtà io per pizzare impiego un'ora, impiego 2 ore, e quindi in quel frangente il lievito continua a lavorare e quindi mangia in pratica il glutine e quindi la pizza poi diventa di difficile gestione. Ma non vi dico con Rockbox che ha una pietra un po' così particolare, tendo a romperle di più. Quindi facendo così, mettendo meno lievito, diciamo più o meno un settimo in meno, adesso sto tentando, e allungando i tempi di lievitazione, o perlomeno, avete capito, no? Ecco, sto cercando di arrivare a un equilibrio un po' diverso dal solito. Allora, conto di fare 14 pizze da 250 grammi l'una, ok? Ok, io direi di partire, visto che qualcuno prima di partire ha scritto qualcosa. Ciao Maxim. Ok, allora si parte. Vedete qua il bestione. Provo a mettere il cellulare qui, in modo tale da inquadrare forse la ciotola. Allora, vi dicevo, 1345 grammi
di acqua, però in realtà partiamo dall'olio. Quindi mettiamo l'olio e devono essere 19 grammi, perché se io vado ad aggiungere 19 grammi hai già chilo e rotti di acqua, in realtà io sto aumentando l'idratazione che invece deve essere al 65%. Quindi metto prima l'olio e poi metto il restante d'acqua per raggiungere in totale i 1345 grammi. Ok, adesso vado ad aggiungere l'acqua. È tantissimo, eh. Secondo me non ce la farò con questa ciotola. Assolutamente, è impossibile. Vediamo. Vediamo che succede. 1345. 41, 44, 45. Perfetto, tombola. Ora, quanti grammi di proteina la farina strong che utilizzi? Allora, quella strong normale c'ha 12,1, però non ce l'ho fatta a mettere tutto, ho messo anche della Caputo Blu, 12 grammi. La super strong, 13 grammi, è come la Caputo. Ok, allora ci siamo, l'acqua c'è. Dobbiamo aggiungere, e l'acqua ovviamente anche l'olio, dobbiamo aggiungere gli 80 grammi scarsi di lievito. Come mio solito, io utilizzo il lievito madre. Ok, allora vado a resettare la bilancia. Vediamo. 57 grammi. 58. 73. Giusto una puntina. 82. Va bene, dai, lo perdono. Ok, bilancia la metto qua. Si comincia allora. Allora, come al solito, bisogna mescolare. Vediamo se vi riesco a far vedere così. Poi ogni tanto devo lasciare il cellulare per poi utilizzare le due mani. Allora, ribadisco il concetto per chi si fosse messo in collegamento adesso. Allora, sto cercando di diminuire la quantità di lievito, quindi per questo impasto da 14 pizze per 24 ore c'era bisogno di 92 grammi e l'ho portato. Migna casa, boa tarde. Anche forse dal Brasile ci scrivono. E vi dicevo, quindi da 92 grammi siamo scesi a 80 grammi o 82, adesso me ne è cascato un po' in più, per cercare, ecco, di limitare i danni del lievito, perché non voglio arrivare a far gonfiare i panetti, insomma. Voglio soltanto farli maturare e lievitare proprio leggermente al punto giusto. E quindi poi per permettermi di lavorare i panetti. Ciao Peppe! Per permettermi di lavorare i panetti anche dopo 2 ore, magari anche 3, senza farli collassare, senza farli strappare, allora abbondo con le ore di lievitazione. Quindi per dire, se devo preparare un impasto alle 7 di sera per le 8 del giorno successivo, quindi finisco di impastare alle 8, per le 8 del giorno successivo sono 24 ore, e dico vabbè, allora mettiamo il lievito necessario ad un impasto, per un impasto da 26 ore. Così mi tengo quelle 2 ore, quel range di 2 ore, scusatemi, quel range di sicurezza per permettermi di lavorare anche oltre le 24 ore senza poi far morire i parenti, poveretti. Ok, allora ci siamo, vi rimetto qui. Ok, ora speriamo davvero bene ragazzi perché la vedo proprio male. Allora, aggiungiamo la farina spolverandola, ok? E cominciamo a girare. Allora, come al solito conviene sempre iniziare con poca farina
e aggiungerla all'acqua, mescolarla fino ad eliminare tutti questi pezzetti galleggianti, quindi i grumi devono sparire. Nel momento in cui ne facciamo sparire i grumi all'inizio, i passi indiretti devo avere spazio in frigorifero. Poi in realtà posso farlo pure soltanto con la massa, però non posso fare un filmato dall'inizio alla fine se faccio gli indiretti. 92 equivale più o meno a un 7% del peso della farina per la prima volta, consigli questo rapporto? 92 grammi, ovviamente parliamo di lievito madre, ok? Perché altrimenti sarebbero 0,92 di lievito fresco. Quindi mi raccomando, io esagero con le quantità perché in realtà uso il lievito madre che va pesato 100 volte la quantità del lievito fresco. Ok, allora vi faccio vedere. È ben sistemato qui, tutto sciolto, avvicino anche la luce, magari si vede meglio. Ok, ci siamo. Metto la farina di qua. Così. Fa puntate di telenovela. Ok, adesso posso cominciare ad aggiungere sempre col metodo dello spolvero la farina. Vi ricordate come funziona? Bisogna aggiungere metà della farina a disposizione. Nel mio caso dovrò aggiungere ad occhio più o meno 1 chilo di farina. Questo perché nel momento in cui ne aggiungiamo la metà, l'impasto rimane cremoso. Quindi una volta fatto questo impasto cremoso dobbiamo lavorarlo in maniera energica, perché in questo modo contribuiremo alla formazione del glutine, ok? Questo va fatto sia nella fase di impasto cremoso e sia dopo quando va aggiunto il sale. In entrambi i casi bisognerebbe impastare per 6 minuti a fase. Quindi immaginate di avere un bel Kenwood, un KitchenAid, quello che volete, mettete la velocità massima per l'impasto con la foglia e fate 6 minuti prima del sale e 6 minuti dopo il sale. Mi chiedevate idro 65%. In realtà ho trovato proprio la pace dei sensi col 65% perché la planetaria sì è meglio. Perché in realtà non ho problemi di impasti che si strappano, soprattutto nel momento in cui utilizzo il Pizza Party per dire che comunque è l'ingresso dell'inferno, tanto che è caldo. Eh, Volendo pure i rock box, però diciamo che col Pizza Party ho meno problemi pure sugli impasti più idratati. Però vi ripeto, lì dipende pure dalle farine e dall'umidità che c'è qua. Quindi devo sempre trovare dei trucchi per stenderla bene, per non farla attaccare. Insomma, non riesco mai ad avere in realtà un impasto uguale tutte le volte. Ecco qua. Allora, siamo ancora un quarto di farina. Continuiamo a girare. Secondo me esce fuori da qua. È troppa. Ecco che funziona tipo planetaria. Comunque no, mi sono trovato bene questa storia del fare la lievitazione più lunga e quindi magari preparare la pizza per dire dopo 20 ore anziché 24. Non cambia nulla a livello di gusto, anche di digeribilità. Mi sono trovato molto bene e trovo che l'impasto sia più resistente. Adesso purtroppo non posso avere il forno con in padella. Ciao Edoardo! È sotto insieme al cannello. Ah sì, ma è anche un metodo, vorrei fare un video col cannello, ce l'ho.
voglio provare a vedere che succede. Adesso mi sono dilettato le ultime foto su Instagram, le pizze, quelle a ruota di carro. Quindi provato, ecco, a fare delle pizze più grandi, dei piatti normali, quindi che escano fuori dal piatto. E questo trucco qua diciamo delle 22 ore anziché 24, in realtà riesco a tirare bene l'impasto anche se è piccolo, con un impasto da 220 riesco a farlo enorme senza strappare. Sì, 6 minuti al massimo della velocità. Allora, già è un po' cremoso, ma noi dobbiamo aggiungere ancora un altro quarto scarso di farina. Immagino che con l'estate in Italia abbiate avuto problemi col calore, impasti, lieviti. Ma fortunatamente qua questi problemi non ce ne sono. Oddio, qualche problema l'ho avuto intorno a luglio perché qua ha fatto proprio caldo, caldo rispetto diciamo agli standard irlandesi, però caldo, eh. Guarda, no, da poco, non so, da una decina di minuti. In realtà, guarda, impasto 65% di idro per 14 pizze, 2 kg rotti di farina, 1,3 kg abbondante di acqua, 67 grammi di sale, 19 grammi di olio. Anziché usare 92 grammi di lievito, diciamo di pasta madre, sto utilizzando 80 grammi, quindi l'ho ridotto di un settimo. 65% di idro, 14 pizze da 250 grammi. Ma infatti il frigo è una santa cosa. In vacanza mi è capitato di dover fare un impasto per teglia e l'ho fatto di notte e nel bel mezzo della notte mi sono reso conto che nel pacchetto di farina in pratica non c'era un chilo, c'era forse un 100 grammi in meno. E quindi ragazzi, non vi lascio immaginare il caldo terribile. Non ero a casa mia, ero in una casa in vacanza, quindi senza proprio i minimi strumenti per fare la pizza. C'era una cerata sul tavolo e sta pizza che era rimasta praticamente attaccaticcia in una maniera proprio impossibile. E quindi ho dovuto lavorarla tantissimo a mano, addirittura distrutto la ciotola che era vecchia perché in realtà era impossibile, si attaccava sempre. E per tentare diciamo, di sistemarlo senza avere senza avere più farina, diciamo, l'ho fatto riposare fuori sul balcone. E alla fine mi è servito perché poi l'impasto si è stabilizzato e dopo poi sono riuscito a porzionarlo bene. Il lievito di birra si può congelare, usando solo 1 grammo alla volta. Non so. Sì, si può congelare, però leggevo in giro di alcune persone le quali magari non ha, diciamo, come dire, non è che ha perso forza perché in realtà dovrebbe essere ok, però alcune persone diciamo che hanno fatto delle figure barbine con i loro ospiti quando hanno utilizzato il lievito congelato ma che magari non ha funzionato bene, quindi si sono trovati con queste pizze che non sono cresciute. Ehm, Sull'autolisi non l'ho ancora provata, devo dire la verità. Ne leggo un gran bene, però non ho ancora provato. Condividere foto, video, non è diventato. Guarda, puoi, se hai Instagram, c'è Massimiliano che vorrebbe condividere le foto ehm, le foto di un forno a legna. Puoi farlo su Instagram se sei su Instagram, pubblichi le foto e mi tagghi o me le mandi come messaggio diretto oppure lo puoi fare su Facebook come post su Impasto in Fuga. Vi ricordo che sono su Facebook come Impasto in Fuga e sono su Instagram come Gigio Pizza. E poi ovviamente, vabbè, qui su YouTube, ma che ve lo dico a fare, che tanto siete già iscritti e avete già attivato le notifiche, giusto? Ok, guardate, cioè vi dovete fidare perché riuscite a vedere. Oh,
È cremoso, ma aggiungo giusto un altro poco e poi vado di forza bruta. Ecco qua. Basta. Adesso si va di forza bruta. Beh, poi diciamo, diciamo forza bruta. Ho visto un video di un pizzaiolo giapponese, eh, bravissimo, fa delle pizze che sono davvero artistiche perché ha unito l'attenzione ai dettagli giapponese alla tradizione della pizza napoletana e quindi fa delle pizze che sembrano dei dipinti, è bellissimo. Ho pubblicato un video su Facebook, poi ne ho trovato anche uno su YouTube, magari poi lo ripubblico. E questo signore, tipo 30 anni fa, era andato a Napoli per imparare, però nessuno gli ha dato un'opportunità di imparare, di lavorare, perché c'era comunque diffidenza, è un giapponese che vuole imparare a fare la pizza, anche se adesso ne ho visti anche sì, giapponesi che lavorano nelle pizzerie del centro, che ovviamente fanno tirocinio, credo che siano legati in qualche modo all'associazione Verace, immagino. E quindi lui ha soltanto potuto osservare i pizzaioli lavorare e quindi poi ha dovuto imparare da autodidatta. Infatti stende la pizza in una maniera stranissima, però viene bene. Le pizze non sono perfettamente tonde, perché secondo me utilizza un'idratazione molto molto alta e credo che sia un'eccellenza la sua pizzeria in Giappone. Non so se sta a Tokyo, insomma, non so niente, però mi ha tanto incuriosito, vi consiglio di guardarlo. Ok, allora adesso parte la planetaria umana. Non faccio 6 minuti, vi spoilerò già come va a finire. Onestamente 6 minuti. Ho già un chilo e già 2 chili di roba. Non li reggo. Vediamo se c'è qualche bolla che sale su. Anche a me. Ok, vi faccio vedere un po' che sta succedendo. Spero si veda bene. Ok. Adesso aggiungiamo, vedete le bolle che salgono su? Diciamo che è cosa buona e giusta. Quindi il lievito sta facendo il suo lavoro e ovviamente sto aggiungendo ossigeno mescolando in questo modo. Questo è il sale, ben 67 grammi. Ecco qui. Adesso mescolo di nuovo con forza e l'impasto ad essere già più duro perché il sale fa da collante in questo caso, quindi vado ad agire sul glutine, insomma lo incolla. Allora, beh, volevo ricordarvi, se magari passate da Dublino, che ho il mio corso di Art of Pizza Making come esperienza di Airbnb Experience. Se passate da ste parti potete prenotare stesso da Airbnb. Generalmente tengo i corsi la domenica, qualche volta di sabato, quasi mai durante la settimana, a meno di richieste di gruppi. E
se mi avete seguito sui social, sto finalizzando in qualche modo, stiamo lavorando all'editing, il videocorso, quindi praticamente l'equivalente del corso di Airbnb in formato video, quindi ci sono diverse lezioni, ci sono diversi capitoli, e quindi in pratica mostrerò il metodo combo proprio da zero, quindi dalle farine al pomodoro, diciamo tutti i trucchi, e fino ovviamente alla cottura, è tutto in tempo reale, quindi sarà un corso, sarà come fare il corso con me, perché in realtà dura quanto il mio corso, e l'unica cosa che non potete provare è la pizza, però visto che vedrete i video, mentre farete la pizza poi in tempo reale, insomma, la farete con me. E, dai, speriamo bene. Sono un bel po' di ore di girato. Ok, allora. Non so se vedete le bolle. Vi leggo, vorrei condividere con te, no, se l'ho detto prima, dietro ai miei video. I video non li trovate ancora perché ci sto ancora lavorando e si sta facendo l'editing dei video, e poi saranno su una piattaforma di e-learning, quindi non credo su YouTube, anche perché su YouTube c'è già abbastanza materiale. Ciao Marius, breve riassunto, sto facendo una pizza, un impasto per 14 pizze da 250 grammi l'una, poco più di 2 kg di farina, 70% farina forte, 30% fortissima, acqua, 1,3 kg abbondanti di acqua, 67 grammi di sale, 19 grammi di olio e 80 grammi di lievito, diciamo lievito madre, anziché i 92 come da ricetta, perché in questo modo non voglio far lievitare troppo la pizza prima, e voglio, diciamo, che dia il massimo durante la cottura, e che soprattutto nelle ore che intercorrono tra la fine della lievitazione e diciamo, la stesura e la cottura, insomma, non si rompano. Quindi questo è un buon compromesso. 65% idro. Sono stato veloce? Ok. Cottura pizza con la pietra refrattaria. Salsa pomodoro con perini piccatini, ma devo per forza cuocerlo con aglio e basilico perché risulta troppo acquoso. Buonissimo però. Guarda, prova ad aggiungere una punta per il problema del pomodoro. Ciao Peppe, il problema del pomodoro, prova ad aggiungere un po' di concentrato, quello che puoi comprare nel tubetto. Non tanto perché sennò dà tanto sapore. Ok, allora io direi che si può andare avanti ad aggiungere la farina. E mi raccomando, fate il tifo per me perché secondo me non riuscirò a mettere tutta la farina. Il mio lievito madre, no, è liquido, non è... cioè, scusatemi, è solido, non è liquido. Ok, lievito madre, solido. Invece non ho risposto alla refrattaria, Edoardo. Edoardo, la pizza con la refrattaria va bene, insomma, però non è che potete fare la napoletana, anche perché dopo che fai la prima pizza sulla refrattaria, che comunque non raggiungerà mai la temperatura di 300 gradi, che vuol dire proprio il minimo sindacale, finisce che per fare la seconda devi aspettare almeno un quarto d'ora perché devi ritornare in temperatura, quindi non è proprio possibile. Ho sentito parlare invece della farina Petra, ne parlano benissimo. Provala, ne ho sentito parlare davvero bene. Ok. Ma vado avanti. Allora, ragazzi, adesso, visto che l'impasto non è tanto, è di più, anziché impastare adesso aggiungendo la farina
quindi adesso diciamo anziché continuare ad impastare perché ho raggiunto quella consistenza che volevo dopo che ho messo il sale eccetera eccetera, incomincio ad aggiungere farina su in modo tale da farla assorbire e creare già una palla, ecco. Perché se adesso aggiungo la farina e continuo a mescolare, viene fuori una roba attaccaticcia che sarà impossibile da gestire, è troppo grande. Quindi adesso metto la farina su, vedete com'è? Vedete? E poi faccio una roba simpaticissima che vi mostro. Pane impasto. Allora, posso già incominciare a fare adesso. Allora io premo, insomma, spingo la farina lungo i bordi, no? Per farla andare sotto. E questa la faccio affondare. Così incomincio eh, far asciugare l'impasto, ok? Poi in realtà adesso è troppo poco, devo aggiungerne dell'altro. Quindi possiamo anche esagerare. Così in questo modo cominciamo a formare il mega panetto e allo stesso tempo non si attaccherà. Io adesso già si è sporcata la mano perché avrei potuto fare lo sborone e dirvi guardate adesso le mie mani non si sporcheranno, però insomma non posso fare la- il challenge della mano pulita. Questo è uno delle gare che facciamo durante il corso di Art of Pizza Making. Quindi ci sono diverse cose che gli ospiti devono indovinare oppure che devono fare e ci sono sempre dei vincitori. Ok, allora vedete, adesso spingo, torno qui, così, però vedete è ancora bella liquida. Rivedo davvero una notte insonne. Proviamo a vedere che succede, se aggiungo ancora. Secondo voi ce la faccio? Si accettano scommesse? Allora, l'impasto è per 24 ore, però in realtà lo stenderò prima delle 24 ore, proprio perché in questo modo farò un impasto ancora tonico e senza aver problemi durante la stesura. Ok, come fai il lievito madre? Allora, per il lievito madre ti posso dire, c'è un video sul mio canale, proprio come fare il lievito madre, però ti posso anticipare che in realtà il mio lievito madre, che adesso ha più di 3 anni, no cavoli, ne ha quasi 4 anni, come passa il tempo, e in pratica sono partito da un impasto che ho fatto andare oltre, quindi è lievitato e poi dopo ha deciso di morire, quindi a quel punto lì si è trasformato lui stesso in un lievito, cioè più o meno, non è tecnicamente un lievito, però è un qualche cosa in grado di far lievitare. E quindi poi ho cominciato a, ehm, ad alimentarlo, quindi è nel giro di 4 sessioni in cui ho aggiunto acqua e farina, è stato in grado poi di raddoppiare la dimensione in 4 ore, che più o meno diciamo è il tempo da considerare se volete capire la forza di un lievito madre. Quindi se riesce ad impastare, se riesce a lievitare, a raddoppiare nel giro di 4 ore, significa che è pronto. Ovviamente dopo che diciamo, l'ho alimentate, l'ho rinfrescate per 4 volte e più, lui perde quel po' di sale che aveva o l'olio magari se è stato utilizzato l'olio. E ovviamente più lo utilizzate meglio è e quindi a quel punto poi si trasforma in un lievito madre vero e proprio. Ma vedete? Adesso è già più duro, quindi però è davvero tanto, fa un po' impressione, no?
Adesso sembra un po' biga, segno che devo ancora aggiungere farina. Ok. Ci sono domande? Chi di voi ha il Rockbox? C'è qualcuno delle persone che stanno vedendo il video adesso che hanno il Rockbox? Che cosa usate per cuocere la vostra pizza? Allora, vi anticipo, i metodi più comuni sono forno di casa ovviamente, metodo combo. Poi c'è il fornetto Ferrari, poi l'F1 e qui si esauriscono i forni elettrici. Poi Rockbox, forni autocostruiti e ovviamente Pizza Party, forno F1 Roberto, anche Fabio. Utilizzate la pietra, cioè il biscotto, oppure padella e cannella, sì. Utilizzate il biscotto oppure la pietra, quella che è uscita stesso nel forno, col biscotto che fa la differenza ovviamente. Ancora bello idratato. Aiuto, aiuto. Ma il biscotto, ragazzi, fa la differenza, ma pure a livello di sapore non ce n'è, non ce n'è. Ma vedete, la sto raccogliendo lungo i bordi. Condiviso la pagina Facebook, grande, dopo me lo vado a guardare appena finiamo la diretta. Ecco qua. Allora adesso ho un mega impasto, dai, alla fine ce l'ho fatta, cioè mi è bastato questa scodella. Ora aggiungo ancora un altro poco e me ne lascio un po' per dopo, perché se poi ho bisogno di un po' di farina da spolvero e non posso andarla a prendere, perché sennò vado a diminuire l'idratazione, quindi adesso mi devo arrangiare. Allora mi avvicino a voi, cari amici vicini e lontani. Sapete che faccio? No, non è una buona idea. Proviamo a mettere questo qua e vedere che succede. Ecco qua. Ma mi sa che non è buona idea avere una tazzina qui sotto. Allora, raccolgo lungo i bordi. C'è farina che vola. Farina forte, almeno 12 grammi di proteine, certo. Poi c'è quella più forte, quasi Manitoba, che può essere, che ne so, 13-15 grammi, che può essere tipo la Caputo Rosso o simili. Ecco, TH3 Player, io ti ringrazio, ma mi hai fatto appena sentire vecchio. Proprio in un attimo mi è passata la vita davanti, perché mi ha scritto ti seguo fin dai tempi del pane cafone, quando avevo 6 anni. Ecco, presente? Mi è passata tutta la vita davanti. Grazie comunque, sto scherzando. E lì sono passati anni, perché quello è stato forse uno dei miei primi video. È stato sicuramente il primo video che ha totalizzato tante visualizzazioni. Quello l'ho fatto forse nel 2007, ben 11 anni fa. Porca miseria. Quindi adesso hai 17 anni. Ok, dai, adesso devo per forza lavorare di pugno. Visto che non ho la planetaria, giro io. Allora,
Bruno. Ciao Gigio, alla fine ho preso anche il pizza party, ma a legna, hai fatto bene. Ho il mio fornitore di legna di ulivo, qui in Irlanda, bella secca con 2 soli blocchi, ho cotto 10 pizze, oltre al pane, beh, alla grande. 12% come bisogna essere mischiati. Guarda, Peppe, dipende da se fa caldo, dipende da quante ore di lievitazione fai. Diciamo che se fai 24 ore possono essere a rischio, cioè già dalla 25esima ora rischi che i panetti siano deboli, questo è il punto. Planetaria, 600 watt a 55. E ho letto che in Italia Lidl porta questa planetaria. Il problema è che comunque, ragazzi miei, la planetaria comunque più di un tot, non è che c'è per esempio una planetaria normale, ma anche un KitchenAid, 3 kg rotti di impasto non te li gestisce, si spacca, ma non c'entrano proprio, ci vuole un'impastatrice professionale. Ecco qua, allora adesso comincio a pigiare, così in questi buchi si incomincerà ad incamerare l'ossigeno, che poi dopo sarà di vitale importanza. Questo comunque è il video live più difficile, che devo parlare mentre devo impastare sti 3 kg fetenti. E devo fare il buono, non posso dire parolacce se sto in diretta. Sto leggendo. Pensavo di seguirti al pane cafone, in realtà ho visto che era 10 anni fa esattamente. Ti seguo da prima la pizza. Ah, ok, ok. Sì, vabbè, quella pizza non era eccezionale nel fornetto Ferrari, dai. Ma possiamo dirlo. Ricordarlo adesso mi fa proprio tenerezza, anche un poco schifo. Però, insomma, il convento quello passava e poi comunque l'ho moddato, ma non l'ho moddato poi in una maniera eccessiva. Onestamente temevo un po' perché comunque avere a che fare con l'energia elettrica non avevo manco l'estintore, per cui era un pochino un azzardo. Infatti una volta mi pare che sono riuscito anche a far fare cortocircuito al fornetto Ferrari. Mi è saltato tutto. Infatti poi le dovete cuocere nella pizza, nel forno normale, ma all'epoca ancora non avevo pensato al metodo combo e quindi sono venute delle pizze normali. Auguratemi in bocca al lupo perché questo è veramente... Io sono tentato di fare questo, vediamo. Siete pronti? Proviamo a metterlo qui. Prendiamo questa che sta qui. Diciamo che è il tuo primo video che ho visto su... Sì. A sto punto direi che ho perso la gara del palmo pulito. Bah. Vedere che succede, ragazzi. La vedo proprio male. Aiuto. Aiuto. Sto leggendo. Ok. Allora mi dicevi Edoardo? No, Edoardo, io non ho mai lavorato come pizzaiolo. Ho fatto la scuola.
il mio bel certificato come pizzaiolo, ma non ho mai lavorato come pizzaiolo, ho sempre lavorato in ambito, in ambito IT, quindi non ho mai lavorato come pizzaiolo. Le dosi, allora, Bruno, le dosi ancora sono praticamente 2,69 kg di farina, acqua 1,345 kg, quindi significa 65 grammi di 65% di idratazione, 19 grammi di olio di semi di soia. Vediamo se vedete meglio. Sì, lo sbatto, come no. Per adesso è ancora in condizioni pietose. E poi 80 grammi di lievito madre anziché 92, così da non accelerare la lievitazione. Ok, l'ho ripreso. I panetti lievitano a temperatura ambiente, sì. Tutto ciò per fare 14 pizze da 250 grammi l'una. Ok. E ora vediamo se troviamo il punto di pasta con tutto sto impasto qua. Oh. Mi sono perso un paio di messaggi, scrivetene un altro così riesco a leggerli. Perché quando mi scrivete si visualizzano quelli precedenti. L'economia irlandese, come girano le cose lì. Guardate, in Irlanda le cose girano bene. C'è stata una crisi devastante a partire dagli anni 2008-2009 e prima da allora l'Irlanda era una delle economie maggiormente in crescita in Europa. Il periodo della tigre celtica. In pratica in quel periodo tutti erano ricchi, o perlomeno c'era l'illusione della ricchezza, perché compravano case costosissime, perché in realtà il mercato immobiliare era un po' drogato dalla bolla speculativa, e quindi in pratica ottenevano mutui anche per milioni, anche se non potevano in realtà permetterseli. Poi in America è scoppiata la crisi, l'Irlanda, che detiene gran parte dei bond americani, in pratica si è trovata travolta, e quindi dalla sera al mattino le persone si sono trovate in strada senza lavoro, con i mutui da pagare, e sono rimasti fregati. E quindi a quel punto lì, nel 2009, è intervenuta la Troika, quindi questo organismo europeo che è intervenuto pure in Grecia per sistemare le cose, perché è stato accordato un prestito enorme dall'Europa, e quindi arrivati qua ed è stato tagliato gran parte dello stato sociale, che non era già come quello italiano. Noi ci lamentiamo, però lo stato sociale italiano non è affatto male, e quindi sono aumentate le tasse, e i servizi si pagano tutti, la sanità non è proprio un granché, infatti conviene avere un'assicurazione sanitaria, perché altrimenti si è costretti a aspettare mesi anche per un esame banale. Questa premessa è doverosa per dire che poi si sono dati da fare, hanno ripagato i debiti, e quindi le cose così sono messe di nuovo su una strada buona. Poi il fatto che ci sono tante aziende internazionali qui, Google, Apple, Amazon e via dicendo, fa sì che girino tanti soldi, e quindi ci siano tante opportunità, soprattutto nell'ambito
informatico, anche dell'assistenza customer care. Ora però il problema è che è rimasto lo stato sociale del periodo della crisi, quindi servizi così così per questo motivo. Il costo della vita, almeno a Dublino, è carissimo, direi più che a Londra. E, gli affitti altissimi e si trovano difficilmente delle sistemazioni, quindi è difficile trovare casa. Premessa doverosa, perché ovviamente se trovi lavoro ed è un lavoro in cui ti pagano bene e riesci a campare bene, voglio dire, va benissimo, però se si viene qui senza avere in mente che lavoro fare, o se si viene qui con l'idea di cercare, se non si hanno dei soldi a disposizione è davvero difficile, proprio per questi problemi congetturali. Non è che si basa l'intera economia irlandese, l'economia irlandese per la maggior parte si basa sulle esportazioni di prodotti agricoli, diciamo, o comunque latte e derivati. Infatti la Brexit potrebbe essere, non si sa ancora, un problema per l'economia irlandese, perché la maggior parte delle esportazioni l'Irlanda la fa verso l'Inghilterra e quindi mettendo poi i dazi sarà un problema. Diciamo che essendo bassa per tutti la tassazione delle aziende, non solo per le multinazionali, significa che l'Irlanda ha scelto di non guadagnare tanto dalle tasse, ma di avere più aziende che vengono a investire qui e che quindi creano indotto. E creando indotto ovviamente si crea lavoro e tutto ciò che gira attorno fa pagare le tasse. Questo è il punto. La tassazione agevolata in sé non fa guadagnare, ma si guadagna di indotto. Per esempio il fatto stesso che la Apple abbia pagato meno del 15%, una roba ridicola, e perché in realtà ha fatto sì, installandosi a Cork, che è questa città che qualche anno fa era comunque depressa, potesse, diciamo, rifiorire e diventare comunque un secondo centro economico del paese. Quindi, diciamo, è vero che non ha dato in termini di tasse, ma ha creato lavoro e tutto ciò. Insomma, è un'altra filosofia. Però per contro la tassazione invece verso le persone fisiche è comunque alta, perché a parte che appunto si pagano i servizi, esistono soltanto due fasce, una fascia del 20% e una fascia del 40%. E vi assicuro che al 40% di tassazione si arriva praticamente subito, dopo 30, pare 33.000 euro di stipendio. Quindi diciamo, non pensate all'Italia, 33.000 euro in Italia sono tanti soldi. Qui 33.000 euro, diciamo, è proprio un entry level. Diciamo, sì, come al solito si campa bene se diciamo, ci si assicura di avere degli introiti sufficienti, altrimenti si fa fatica comunque. Però è un posto dove ci sono opportunità, nel senso che se si ha esperienza e un bagaglio culturale, comunque di preparazione, qui viene apprezzato. Eh, ma l'Europa non può forzare l'Irlanda a cambiare la tassazione perché non può intervenire su, diciamo, in materia fiscale perché non esiste ancora un'unità fiscale. Quindi è un se. Eh, è ovvio che potrebbe diventare difficoltoso, ma anche il fatto che Trump abbia deciso di mettere i dazi può essere un problema, per l'amor di Dio. Però diciamo che è un'opportunità per chi vive qui e per l'indotto. Se le tasse magari fossero così basse per tutte le aziende pure in Italia e semplici da pagare, perché vi assicuro che
c'è una semplicità disarmante e anche diciamo, un fisco più umano. Insomma, le rateizzazioni non sono difficili, te le accordano senza problemi. Per cui se fosse così pure in Italia, probabilmente ecco, si avrebbe una seconda Irlanda. Eh, Comunque, ognuno le sue tradizioni. Allora ragazzi, alla fine sono riuscito a recuperare quello che sembrava un impasto davvero difficile. Era bello umido. Ok. Allora, a sto giro non è necessario, a sto punto, che sia bello tirato, ok? Non fa niente che ha questo aspetto un po' buccia di arancia, ma non è un problema perché tanto andremo a coprire e a farlo riposare per una ventina di minuti, così lui in pratica si rilasserà con lo straccio bagnato e quindi verrà poi bello lucido e liscio. Sì, sì, no, adesso la consistenza è bella. Vedete? Ecco qua. Ragazzi, sono sudato da far schifo. Ok, vedete? Adesso magari lo chiudo meglio qua. Chiudiamolo bene sotto. Non mi piacciono questi punti qui, vedete? Questo mi dice che comunque la maglia glutinica non è completamente formata, vedete? Quando si leva questa specie di pelle sopra, non va bene. Diamogli un altro giro, un poco di umido qua. Ok. Ok. Ah, altro che palestre, sì sì, ma sicuro. Ok. Facciamo così. Ok. Adesso lo copriamo. Ah. E facciamo 20 minuti. Ok. Mi sciacquo le mani e sono da voi. Eccomi, sono sudatissimo.
parte che non ho spazio in frigo. Sai, non ci ho mai provato a metterlo in frigo per 20 minuti. In realtà il panno bagnato mi evita che l'impasto si secchi. Questo è il motivo per cui utilizzo il panno bagnato. In frigo ovviamente basta metterlo semplicemente in un contenitore e chiuderlo. Ok, asciugo. E anche oggi ho fatto palestra. Ok, allora adesso diamo un'occhiata alle domande che ci sono state prima, che mi sono perso sicuramente qualcosa. Andiamo a ritroso. Altro nella guerra dei mondi. Allora, ma se lo fermi, buon 10 minuti e rimpasti leggermente, ve la liscio da paura. Ma infatti Peppe, adesso lo fermo, lo sto coprendo con un panno umido, non bagnato. Lo faccio stare una ventina di minuti, così, e poi dopo lo rimpasto, ma non proprio rimpasto, cioè in pratica schiaccio, lascio tipo buchetti sopra e poi stendo e copro, così faccio le pieghe in pratica e con le pieghe copro i buchi e quindi intrappolo l'ossigeno che sarà poi di fondamentale importanza. Termometro per vedere la temperatura, certo, Andrea Barbaglia. Allora utilizziamo questo, vediamo quanto sta. 23,9, 24, considerate che qui adesso in cucina sono 21 gradi, quindi non è l'ideale sarebbe più o meno 26 gradi, però non saprei come fare a portarla a 26 gradi, a parte abbracciarmelo. La diretta più lunga di sempre. No, forse ho fatto una di un'ora e 40. Ciao Gino. Allora Gino, ho fatto l'impasto che vedi qui, grandicello, vedi? E praticamente l'impasto per 14 pizze, 14 persone, sarà davvero una pizzata epica. 2 kg di farina, guardo lì perché non perché abbia avuto una visione, ma perché ho il post-it con le indicazioni delle quantità. 1 kg 345 grammi di acqua, prima ho detto 1000 grammi, quindi, comunque 1 kg 345 grammi, 67 grammi di sale, 19 grammi di olio e quindi per un 65% circa di idratazione, 80 grammi di lievito madre anziché 92, tengo il lievito madre un po' più basso per far sì che non arrivino iperlievitati, perché poi nel giro di 24 ore, dalla 25esima ora in poi, ovviamente i panetti diventano più deboli, si strappano. E le 24 ore in realtà le considero come durata massima, cioè dall'inizio fino alla fine della pizzata. Quindi in realtà io questi comincerò a stendere tra 22 ore, per capirci. Ok. Grazie Peppe. Nell'arco 24 ore. Allora, in realtà io adesso quasi quasi li faccio i panetti, faccio anche lo staglio, però ovviamente che così domani mattina, dovendomi magari alzare alle 8 per fare lo staglio cioè dovendo fare lo staglio alle 8 del mattino, ecco, mettiamolo su sto piano, preferisco averli già stagliati così non devo perdere tempo a pesare, appena sveglio, manco il caffè diventa difficoltoso, quindi faccio lo staglio alla fine dei 3 riposini dell'impasto e poi quando è domani gli faccio una ripassatina perché ovviamente se no sono troppo piatti e poi sono deboli. Quindi diciamo che gli do forse pure più tardi alle 8. Comunque conto di dare un 8-9 ore di appretto. Questa è. Allora. Sto leggendo le domande. Indietro. Termometro abbiamo misurato. Tavolo non l'ho rotto. Palestra tanta. Qui in Bolivia si scarica tutto fiscalmente. Peppe. Faccio riposare sotto al panno. Ci siamo, dai.
Tutto a temperatura ambiente, sì, perché poi in realtà ragazzi, quando faccio 24 ore, secondo me non vale nemmeno la pena usare il frigo conviene utilizzarlo quando magari andate oltre le 24 ore, o se utilizzate farine davvero forti, allora lì dovete, 90% di idratazione, devo usare una farina proprio, cioè qua la più forte che trovo è quella canadese o la Caputo rossa, secondo me 90% di idratazione, Caputo rossa mi muore, non credo che sia in grado di. Però attenzione, ho trovato, e la vorrei provare, la farina Molino Iacuone. Ho trovato i sacchi da 25 kg, si chiama Luna Gialla, è una farina molto forte, non fortissima, però tipo dovrebbe essere forse sui 380 W. L'ho trovato in Irlanda, ah sì, Bruno, sì, scusami, e devi andare da Little Italy, Little Italy a Dublino 7, lì la trovi, ne hanno ancora un paio di sacchi da 25. Quella però va stemperata perché se si vogliono fare 24 ore in pratica è troppo forte. E lì trovi tutto, trovi il lievito, trovi. Sì, ricordati che il sabato chiude prima. Ad esempio ho comprato i friarelli, sono riuscito a trovare i friarelli, stavo proprio in crisi di astinenza, quindi ho comprato le salsicce cime di rapa per i non napoletani, e vendono il barattolone da 1 chilo, quelli sott'olio, e quindi finalmente farò una pizza salsicce e friarelli. O se mi riesce vorrei fare la pizza Vesuvio, l'ho pubblicata su Facebook, la trovate lì, e in pratica è una pizza fatta cioè praticamente il disco viene poi farcito come se fosse una specie di calzone tondo, poi viene messo un altro disco sopra e poi lo si chiude bene. Al centro, diciamo nel cratere, si mettono le salsicce e i friarielli, si inforna e lui cresce tipo Vesuvio, lasciando il cratere più basso, e pare che sia buono, quindi vorrei provare, ma vediamo se domani ce la faccio. Andrea, perché pensi che sia poco idratato o troppo idratato? Sto leggendo Christian, ha usato a Divella una napoletana sacco blu, non era per niente male. Sì, ragazzi, bisogna sempre dare forza ai panetti perché sennò altrimenti se per dire stagliate, che ne so, 12 ore prima, 14 ore prima, poi diventa problematico perché fin quando fate il metodo combo non ve ne può fregare di meno perché in realtà voi la stendete e la mettete sulla padella, la padella è calda e l'impasto subito si indurisce e quindi non ve ne frega niente. Poi se utilizzate il trucco, quello che vi ho fatto vedere della stesura sulla ciotola rovesciata, è ancora meglio, quindi non rompete niente e fate subito, lì non ci sono problemi. Però nel momento in cui invece voi dovete stendere per la pizza sulla pala e nel forno, eccetera, eccetera, onestamente non vi consiglio diciamo, vi consiglio di rinforzarla un po' di ore prima. Diciamo che il minimo sindacale sarebbero 5 ore, però 5 ore quando la fate, se avete usato farine molto forti, torna indietro quando la stendete, o si restringe poi in cottura, quindi perciò preferirei sempre più o meno le 8 ore di staglio, diciamo tra lo staglio e poi la cottura. Allora leggo un attimo i messaggi. Io al mio macellaio di fiducia polacco che ho insegnato a fare la salsiccia napoletana, per i friarelli mi arrangio con le buste di kale tedesche. Ci ho provato pure io per il kale, che è una verdura, diciamo è l'equivalente, non c'entra niente con i broccoli, però è l'equivalente religioso, ecco, del friariello, così come per la Puglia e la Campania il friariello è un'erba sacra, l'equivalente, diciamo, dell'erba sacra, sto parlando una schifezza che sto pensando in inglese, ragazzi, scusatemi. Diciamo l'erba sacra irlandese invece è questo kale, che è una specie di insalatina riccia, non so come definirla, però è più amara e ci vuole di più per cuocerla. Dall'idea, non vi aspettate che siano proprio friarelli, è un surrogato, ma pure se non avessi trovato i friarelli avrei preso il kale. Sulle salsicce, anche lì da Little Italy trovo
la salamella mantovana, che non è la stessa cosa, è più grassa, o quella lucanica, mi pare che si chiami, che invece è più secca, più sottile però. Sbollentati, passati in padella, non sono esattamente fragili, ma sulla pizza decisamente bene. Troppo, ok, fai vedere come fa con l'idratazione, estende, troppo idratato. No, in realtà è perché è molto lavorato. Questo è il 65%, che proprio va bene. Poi l'importante, vi dicevo, è la puntata. So che sembra strano, a 13 anni, 2 anni faccio pizze, altri 4 anni sono appassionato. In tutto questo mi sono sempre uniti i panetti. Aiuto. È normale che si uniscano i panetti, l'importante è avere sempre una spatola, la spatolina, prima di separarli, prendi la farina, la lanci sul panetto che devi prendere, quindi non su tutti, bagni la spatola nella farina, bagnare per modo di dire, insomma, gli fai una spolverata di farina, ok? E tagli lungo quello che deve essere la forma del panetto e poi lo cominci a raccogliere da sotto, di lato, e poi è facile da prendere. E poi un trucco può essere avere una ciotolina, questa è una ciotolona, ma avere una ciotolina con della farina dentro, quindi tu lo prendi dal contenitore, lo metti in questa ciotola con la farina e poi gli fai un doppio giro, insomma, la bagni nella farina e poi sarà facilissima da stendere, non si attacca. Riesci a trovare prodotti italiani, la farina garofalo. Allora, prodotti italiani sì, ma la farina garofalo anche no. Trovo, ma per una sorta di miracolo ho trovato trovo la Caputo, no, adesso è più comune. Caputo, poi le 5 stagioni che mi sono trovato benissimo. Anzi, a saperlo usavo le 5 stagioni, non ci ho proprio pensato. 5 stagioni proprio al bacio. E poi vabbè, farine locali o farine del Tesco, che è questa catena di supermercati dove si trovano delle farine più specifiche a marchio proprio Tesco. E poi vabbè, Garofalo no, Garofalo solo in Italia. Non si vede anche il profilo. Salsicce vi faccio provare quella che prima preparata a punta di coltello. Non ci sono differenze. Sì, perché tanto qua vuol dire i maiali sono quelli, non è che 5 stagioni alla Caputo. Oppure io preferisco 5 stagioni alla Caputo, 100%. Secondo me si gestisce meglio anche in fase di impasto e di stesura. Assorbe l'umidità, l'acqua in una maniera più ehm, ottimale. Allora, triplicano cosa? Duplicano i panetti. No, non devono né duplicare né triplicare, devi ridurre il lievito, perché altrimenti succede un macello. È vero, la Caputo veramente. Ma infatti non uso mai la Caputo da sola. La mescolo con la Odlums, che è quella che trovi qua in Irlanda. Comunque non faccio mai solo Caputo rosso e blu, assolutamente, anche no. Ital Mill. Peppe non mi ricordo, mi hai mandato un video, forse su WhatsApp, sì. 0,40 di lievito, ma 0,40 di lievito su quanto? Questa è un'altra cosa importante. Che stai facendo? Tipo 1 chilo di farina? Che temperatura c'è da te? Perché magari fa tanto caldo, perché io le indicazioni che do sui miei video, 1,5 kg, cioè che do nei miei video sono basate su delle temperature non altissime. Però ovviamente se fa caldo da te è ovvio che lieviti più velocemente. Cioè. Purtroppo questo è il problema dei paesi caldi, per esempio, come ci insegna il buon Peppe dalla Bolivia. 30, 30 gradi no, 30 gradi no, 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 devi usare il frigo. Tutta la vita, 27-30 gradi è tantissimo. Allora ragazzi, non sono ancora passati 20 minuti, ma noi ce ne frega. Ok. E allora, ci sono i segni dello straccio, quindi non so se vedete, si vede il tessuto, ma incomincia ad andare già bene. Allora, noi lo prendiamo ad agio, adesso abbiamo un bel bambino, un bambinone, lo prendiamo da sotto, lo giriamo, ok, vedete? E cominciamo a premere così.
Ciao Antonio, Antonio di Natale. Antonio di Natale. Oh, omonimo di quell'Antonio di Natale. Totò di Natale. Allora, premete così, però non è che dovete fare dei buchi, semplicemente dei craterini, ok? Poi prendete, tirate e coprite, ok? In questo modo qui voi avete appena catturato tanto ossigeno. Stessa cosa qua. Stessa cosa qui. No, adesso diciamo che è inutile fare altri buchi, possiamo già richiudere. Ecco qua. Dai che non strappa. Bene, bene. Ah, fa un pochino sotto. Ok, però l'importante è che sopra vada bene. Allora. Vedete? Però adesso gli facciamo fare un altro giretto. Copriamo. Dovrebbe essere più o meno di 10 minuti, magari lo facciamo più breve. Ok. Avete visto già com'è? Ok. Allora, leggiamo qua i messaggi che sono arrivati. Niente, non è arrivato niente. No, mi sono sempre trovato bene con 5 stagioni, proprio. Ma non so se la Caputo che arriva qua magari è diversa dalla Caputo magari che c'è in Italia, anche se la confezione mi sembra la stessa, ma magari boh. Ma non sono onestamente entusiasta della Caputo. Mm, C'è chi dice che sia la farina migliore, ma è una farina commerciale. Poi magari non la so usare, magari va usata in un certo modo, va dosata in un certo modo. Non escludo nulla, non posso sicuramente dire che in assoluto è la peggiore. Per la mia esperienza, per come faccio gli impasti, mi sono trovato male. Poi magari devo adattare gli impasti alla farina, sicuramente. Però in base alle mie ricette, che poi non ho inventato niente, sono ricette che stanno dappertutto, i risultati non mi soddisfano al 100%. La Garofalo, mi ricordo la usavo quando vivevo a Milano, era uscita da poco. Inizialmente non mi sono trovato bene, però poi dopo gli impasti sono venuti molto meglio. Però ho fatto fatica a capire come usarla. La pietra è molto buona, è difficilissima da trovare. No, è quasi impossibile la pietra. Per sperimentare una pizza senza glutine, che farina consiglieresti? Ragazzi, là secondo me bisogna fare un blend. Tipo, a parte che esistono comunque farine già preparate che contengono tipo farina di riso, farina di soia, e le quantità tra virgolette giuste. Il punto è che io ho visto fare delle pizze senza glutine bellissime che sembrano pizze. C'è tra altre cose una pizzeria a Londra di un mio amico, se vi trovate andate a trovarlo, è a Notting Hill, si chiama Farina e fanno una signora pizza senza glutine, ma sembra una pizza vera, cioè vera nel senso una pizza con la farina di grano, scusatemi, coloro che hanno problemi col glutine, non volevo dire. È una pizza vera, ma ovviamente è una pizza fatta con altri ingredienti. Qualcuno che mi ha scritto: Gio consiglia 5 stagioni a Polselli, vorrei prendere una farina buona in sostituzione della Garofalo. Guarda, io ho sentito parlare benissimo della Polselli, però non l'ho mai trovata. Quindi per esperienza personale direi che la 5 stagioni è ottima. Prova un pacco di 5 stagioni. Non ha mai sgarrato, cioè ha reso sempre benissimo. Mai strappato una pizza, mi sono trovato davvero bene. Quindi te la consiglio vivamente. Fermo restando che la Polselli comunque ha un'ottima nomea.
per esempio la confraternita della pizza in tanti la utilizzano e si trovano davvero bene, quindi non vedo il perché non utilizzarlo, però per esperienze personali 5 stagioni. Polselli, dicevamo, per sperimentare, abbiamo detto. E qui è difficile, no, figurati, qui è difficile trovare, vabbè, cose specifiche, per esempio il fior di latte, anche se sto Little Italy ce l'ha ma non l'ho trovato. Ho trovato però la burrata, che quasi, cioè, magari voi che state in Italia sentite ste robe e dico, la burrata, poi la trovo, che sono all'angolo della strada. In realtà sono quasi rarità qui. Ho trovato la stracciatella, però devo dire la verità che le persone amano il cibo italiano, irlandese e non. A 5 stagioni non c'è scritto alla forza, ma sono più o meno 12 grammi di proteine. Però non devi guardare solo le proteine, in realtà la resa è ottima, è la qualità proprio del grano che è superiore. L'agenzia è stata la fine dei Cecco, decisamente decente. Quindi amano i prodotti italiani e ce ne sono sempre di più in giro. Io riesco a trovare la burrata anche in supermercati, non sempre, raramente, però l'ho trovato. Quindi diciamo gli elementi base per fare una pizza ci sono, ovviamente mozzarella e non fior di latte e ovviamente la mozzarella che trovereste in Italia all'Idol, l'equivalente. Mulino Rosso 400 W, porca miseria, 400 W ragazzi è tanto, cioè tanta roba, Manitoba praticamente, l'equivalente della Manitoba. Devono passare ore, 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 ore. Occhio quando lo utilizzate, che già mi vedo mal di stomaco, acidità, come se non ci fosse un domani. E infatti leggevo proprio la storia di un ristorante qui a Dublino, in pratica un italiano, tal signor Crescenzi, romano, ha sposato una signora irlandese negli anni 90, poi si sono trasferiti credo negli anni 2000 in Irlanda e hanno aperto un negozietto piccolo piccolo in un paesino, tra altre cose dove vivo qui, diciamo in provincia di Dublino. Hanno aperto questo negozietto che vendeva vini italiani, salami, ma un buco praticamente. C'è stato il boom perché poi è scoppiata sta mania del cibo italiano. Io sono di Napoli. Questa mania del cibo italiano e quindi poi hanno aperto un ristorante, poi un altro ancora e hanno creato praticamente un impero. Esatto, sì, sono loro, Dan e Crescenzi. E hanno creato praticamente un impero, cioè un impero per Dublino, insomma, per l'Irlanda, ecco. E hanno questi ristoranti di qualità. Conto di andarci presto e vi farò sapere se vi interessa. Ecco, ristoranti italiani ce ne sono, però il italiano, cioè, ho quella titubanza, dico, ma sarà proprio buono? E quindi, dico, vabbè, meglio preparare a casa che andare al ristorante. Poi la pizza, quando c'ho voglia, la faccio, insomma. Sì, Bruno, si trova di tutto, però sai, le robe generiche, se vuoi andare sullo specifico per dirti, che ne so, vuoi fare una carbonara, ti serve il guanciale, e come fai? Cioè devi conoscere il macellaio, il tuo amico polacco, farti fare il guanciale, anche se il guanciale vuol dire che te lo fa fresco, in realtà ci vorrebbe il pezzo, quello comunque già lavorato, sarebbe meglio. Tutto si può fare, ovviamente ci sono dei compromessi, però ma va benissimo così, cioè, sono contento così. Allora ragazzi, mancano circa 2 minuti, perfetto, era un tempismo incredibile, riveliamo cosa c'è sotto e voilà, sempre più liscio, vedete? Lo giriamo e facciamo, anzi facciamo questo, buchiamo qua,
Ovviamente adesso è più duro da lavorare perché sono passati solo 10 minuti. E lo andiamo a chiudere. Faccio tipo un mega gnocco gigante, non so se notate come faccio. Infilo i pollici, vedete l'aria qua? Ecco qua. Qua la vedo un po', secondo me, un po' danneggiata. Qua, guardate. Sembrano degli occhietti qua. Ma vediamo di recuperarlo. Sì, è come se si fosse un po', non so, indurito. Facciamo così, va? Una lavorazione proprio veloce veloce. Tanto poi facciamo i panetti. Ok, dai. Ok, quindi ora ultimo passaggio, solo 5 minuti, facciamolo aderire ben bene. Minuti e mi leggo le vostre ultime risposte e poi dopo passiamo allo staglio. Allora, io mi trovo bene nel mescolare, diciamo, mischiare 30 e 70. Però poi dipende da quello che devi fare, perché se per esempio usi una faruna, una, sono proprio cotto stasera. Se usi una farina di base, quella del 70%, eh, che non è per esempio da 12 grammi di proteine, da 11, allora conviene magari fare 60 e 40, 55 e 45, perché devi andare ad aggiungere forza. Quindi nel mio caso, usando farine da 12 grammi di proteine e farine da 13 grammi di proteine, ho trovato quel giusto mix facendo 70 e 30, ma non può essere una roba universale. Mega massa, spettacolo. Speriamo bene, ragazzi. Odio quando si strappa pochino 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 la pelle sopra. Mo vediamo domani che succede. Speriamo che non piova, perché sennò non potrò usare il pizza party ed è un peccato. E che vengano proprio grandi, invece con Rockbox sono un po' più limitato. Intanto mi sono arrivati gossip gossip rumors su Rockbox. Pare che stiano lavorando alla seconda versione. Se volete comprare il mio, così poi aspetto la seconda versione. Pratica pare che stiamo progettando un forno un po' più grande. Buonasera Massimiliano. Pare che stiamo progettando un forno più grande, forse in grado addirittura di infornare 2 pizze. Gli strappetti, secondo me la maglia glutinica non è completamente formata, insomma è formata, però probabilmente non è resistente, troppo resistente. Forse avrei dovuto lavorarla di più, cioè quando praticamente ho versato il contenuto dalla ciotola qui sul piano di lavoro, dopo l'ho lavorata, è vero che sono partito da una situazione pazzesca in cui era proprio attaccaticcio e tutto, però avrei dovuto continuare a lavorare, quindi picchiare giù pesante, però qua stiamo parlando di
3 kg e 3 di impasto, insomma sono appena tornato da lavoro, non ce la faccio. Sto cercando scuse, ovviamente. Probabilmente una decina di minuti in più. Ecco. E poi anche la temperatura conta, eh? Sì, domani faccio il rigenere, esatto. La temperatura conta perché comunque sono 21 gradi qua, sono partito dall'acqua che erano 27 gradi, perché visto che fa freddo, la sveglia più lunga del mondo. No, dicevo, visto che fa freddino dentro, 21 gradi rotti, quindi mettiamo solo l'acqua un pochettino più calda, 27 gradi, però comunque alla fine della fiera, se andiamo a misurare l'impasto, 23 gradi e 5. Quindi in realtà un impasto leggermente più caldo, sui 26 gradi, secondo me avrebbe permesso di legare di più tutti gli elementi. Comunque, vabbè, ragazzi, questo ci passa il convento. Non volevo utilizzare proprio acqua calda calda, per cui che dobbiamo fare? Vediamo. Speriamo che non strappi domani, ma non credo, sinceramente. Beh, dai, comunque non ci possiamo lamentare, forza. Che dite? Mm? Dai, non è male. Ok. Allora, adesso prepariamo qui lo spazio per fare lo staglio. Devo un attimo organizzare. Leviamo questi e prendiamo questo. Ok, allora prendiamo la bilancia, che senza la bilancia non facciamo nulla. Questa ciotola qua. Aiuto, non mi scrivete, sto facendo la diretta. Allora, il caffè, come faccio col caffè? Amazon, ragazzi, che domande. Amazon, anzi, in realtà ho fatto proprio il refill di caffè l'altra settimana e ho visto che me lo spediscono, cioè Amazon Italia, quindi venditori italiani. Compro le cialde le capsule, pardon, della Borbone e boh, mi trovo bene. Allora, adesso comincio a stagliare e metterlo qua così perché ho bisogno di spazio. Ok? Ok. 2,44, 2,49, 2,50. Via. Ricordate quando tagliate, partite sempre dal lato, cioè non fate lo staglio così, per esempio. Dovete partire sempre dal lato e finite poi al centro, ok? 2,78. Ah, è forte sto fatto del sito che calcola pure la temperatura e che in effetti ti dice la temperatura dell'acqua da utilizzare, considerato che per esempio c'è una temperatura bassa in casa. Questo è utile. E 44. Ok. Siamo qua. E là, 2,96. Non scherziamo. 2,32. 2,50. Ok. Perfetto. Siamo qua ancora. Che non riuscite a vedere la bilancia, però vi assicuro che così. Ok. 2,69, togliamo questo, 2,48, 2,50. Poi fanno morire quelli che nelle pizzerie riescono a stagliare ad occhio
proprio con una precisione al grammo e fanno velocissimi, sono dei miti. Sì, sì, volentieri. Andrea, lo puoi postare per favore come commento al video, così tutti gli altri possono poi utilizzarlo, che mi sembra davvero utile come sito. Cavolo, 213, 237, 56, a posto. Ok, cominciamo a fare le palline. Allora, è come abbiamo fatto prima con l'impasto grande, ma in piccolo, ok? Quindi vado a fare delle pieghe e poi dopo tiro. Acchiappo qui, tengo stretto e giro un pochino per far sì che poi venga bella liscia. Vedete? Devo muovere perché sennò si seccano, ok? Quindi adesso faccio più velocemente. Acchiappo, tiro e faccio la piega e poi chiudo. Stessa cosa qui, lento lento, sì, potete vedere, così, tiro, faccio la piega e chiudo. Stessa cosa qui, che quando facciamo le pieghe, a parte a dargli la forza, perché quando si fanno le pieghe si dà forza, ma comunque intrappoliamo ancora ossigeno. Alla fine questo è il segreto della pizza, secondo me, è il modo in cui si lavora l'impasto, il modo in cui lo si stende. Quindi si gioca con l'ossigeno per farlo arrivare di più al cornicione, per dare aria alle alveolature. Ok, questa è fatta. E siamo a 6, 8. Ne metto ancora qualcun altro qui. Faccio magari file da 3. So che questo metodo, così diciamo della tirare e fare le pieghe, è il metodo di Michele a Forcella. Allora, chiudiamo nel frattempo, così non si seccano. In realtà quando voi avete a che fare per esempio con un impasto grande, che dovete fare tanti panetti, conviene sempre coprirlo quando fate lo staglio, fate le palline, se impiegate un po' più di tempo, altrimenti si secca. Quindi è cosa buona e giusta. Allora, vediamo, del 43, ok, 2,50. Allora, prendo, a questo punto faccio direttamente la pallina. Sempre col metodo combo, in realtà se l'impasto viene bene e se cresce bene, i panetti rimangono piatti e non è una cosa cattiva, anzi. Okay. Ci sono domande, ragazzi? Ragazzi e ragazze, ovviamente. Anche se mi sembra di non vedere ragazze, c'è perlomeno delle persone intervenute, non ricordo ragazze stasera, abbiamo solo pizzaioli.
sono domande? Peppe, non faccio fare la puntata perché in realtà... Vabbè, adesso è tardi, in realtà potrei pure farla la puntata, però li staglio adesso e poi domani, 8 ore prima della pizzata, rifaccio di nuovo le palline. Così non le devo pesare domani, che domani c'ho da fare. E mi scoccio di fare sta cosa domani. Poi vi faccio vedere tutto il procedimento, no? Sono in trance. Ok. 334, 161. Ok, apriamo. Ok, questo è pieno. Andiamo un altro. Duecentocinquanta, perfetto. Ma dipende dalle pizzerie, ragazzi. Dipende dalle pizzerie. Probabile, per esempio, che questo, mannaggia, 215 grammi. Non mi trovo. Devo rivedere i calcoli della pizza. Questo deve essere 2,50 invece di 2,17. Boh. Sì, le pizzerie, magari Sorbillo usa una pezzatura più grande perché quella di Sorbillo non solo è a ruota di carro, ma è una ruota di carro enorme. Quindi credo che lui li faccia più grandi, più pesanti. Ok, allora, questo qua, questo qua. Ok. Faccio uscire l'aria e poi li mettiamo questi qua. A posto. Ecco qua. Incredibile. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. 14 palline. 250 grammi l'una. 65% di idratazione. Ben 3 kg, 345 tra acqua e farina. Insomma, ci siamo fatti davvero un cuore così. Allora, del calore cornicione poi... no. Certo, sta leggendo Andrea quello che dici sul cornicione. No, l'impasto non appiccica. Vedi quando mi dicevate 65% idratazione, ma non è troppo molle? No, in realtà una volta che la si lavora bene diventa bella dura, cioè dura ma lavorabile e resistente. Forni uni no, non li ho mai provati. C'era una persona che mi segue che ha un forno uni. Però loro sono già la seconda o la terza versione se non erro. Mentre Rockbox è ancora fermo al primo.
Forni uni sono decenti. Vedi, sì, il 3. Carissimo. Infatti, purtroppo costa tantissimo. Mm, Cioè, il materiale che si usa per bruciare. Fanno tanto fumo. Sì, col bruciatore a gas, ragazzi, è tutta un'altra storia. Ok, ragazzi, io avrei da fare il lievito madre, però non lo faccio subito. Quindi vi saluto. Se non avete altre domande, diciamo possiamo chiudere qui la diretta, anche perché vi ho ammorbato per circa 1 ora e 46, il tempo vola, più di una partita di calcio, più di una finale di Champions League. Ragazzi, vi ringrazio per il tempo dedicato a guardare questo buffone che fa le pizze. Enjoy, speriamo bene di non fare figuracce. Cerco di fare tante foto e le posterò su Instagram. Eh, Mi raccomando, seguitemi su Instagram, Gigio Pizza, su Facebook come Impasto in Fuga. Se è la prima volta che mi seguite adesso, potete iscrivervi al canale, attivare le notifiche, così riceverete notifiche tutte le volte che caricherò un video, quelle tantissime volte che lo faccio. Non è vero, in realtà sono troppo pigro per farlo. E niente ragazzi, vi saluto. Video non credo che ne farò domani perché sarà un casino con tutte le persone che ci sono qui. Però foto ne scatterò. Vi ringrazio ragazzi, alla prossima e buona pizza. Ciao!